Personale impiegato nell'appalto dei servizi di pulizia del distretto di Feltre dell'Uls Dolomiti ha confermato lo stato di agitazione e proclamato uno sciopero per venerdì 24 novembre durante un'assemblea sindacale tenutasi giovedì scorso. Le organizzazioni sindacali Focoms CIL Belluno e Fisascat CISL Belluno Treviso hanno annunciato la decisione. Iniziano lavori per attraversamenti pedonali a Ponte di Piave. L'amministrazione comunale ha destinato 42.000 euro per la realizzazione di attraversamenti pedonali su via Roma, via Murialdo e via delle Industrie, al fine di migliorare la sicurezza dei pedoni in queste zone critiche del capoluogo. Il nuovo termocompost del centro Don Paolo Chiavacci di Crespano di Pieve del Grappa sarà presto una realtà, grazie al finanziamento della Fondazione Cariverona destinato al progetto BIAB Biosphere Generation Riscoprire le radici. Questo progetto si ispira ai principi della neonata riserva della biosfera Monte Grappa e mira a promuovere un rapporto armonioso tra l'uomo e la natura, con un focus sull'educazione e la formazione dei giovani. Il termocompost precedente, costruito 1 anno e mezzo fa, è stato demolito, e il compost ottenuto è stato utilizzato per arricchire il terreno dell'orto botanico. La costruzione del nuovo termocompost è iniziata venerdì 27 ottobre e rappresenterà un importante passo avanti per la gestione sostenibile del territorio. Nelle ultime ore si sono verificati 2 incidenti autonomi nella provincia di Belluno. Ieri, alle 15:40, è stata segnalata una caduta di un motociclista a Farra dal Pago, con un uomo di 44 anni di Conegliano che ha riportato ferite lievi. In un secondo incidente notturno, alle 2:10, un furgone è uscito di strada a Marziai, Feltre. Un uomo di 39 anni di Vidor è stato trasportato in ospedale per accertamenti.